Se ascoltiamo il silenzio di questo giardino e tutto quanto intorno, è un silenzio che induce alla riflessione, alla meditazione, che chiama anche alla solitudine, soprattutto se si guarda verso il versante che da questo giardino dà al Monte Orthobene. Ecco, questi luoghi sono quelli nei quali Grazia Deledda bambina cresce e non possiamo non pensare che abbiano avuto un'enorme influenza sulla sua formazione personale. La casa aveva il suo ingresso principale e anche l'ingresso destinato ai lavoranti, agli aiutanti della famiglia, dalla strada principale che guardava il rione San Pietro e, andando più avanti, portava con lo sguardo alla cattedrale e alla sede vescovile. Una casa dunque che si apriva ai contatti con la città anche per gli aspetti economici e i rapporti commerciali che il padre di Grazia Deledda aveva con cittadini nuoresi ma anche forestieri provenienti da tutto il circondario. Una casa dunque che ha tutte le caratteristiche apparenti di una prigione dorata, perché era una famiglia agiata, perché era una casa di una famiglia agiata, perché i rapporti familiari erano comunque improntati all'affetto e al rispetto reciproci anche nelle difficoltà che Grazia Deledda non nasconde, ma una casa, una prigione che da un lato, ripeto, con i silenzi, con gli spazi e con la sua collocazione permetteva un rapporto con la vita della città e con quello delle persone che lavoravano nel circondario, e dunque più che una prigione forse un'incubatrice dunque nella quale all'interno aveva il supporto dei fratelli, aveva l'apporto dall'esterno di figure fondamentali come i lavoranti del padre, i servipastori, che raccontavano vicende altrimenti per lei impossibili da raggiungere, ma per Deledda il racconto irrompe nella casa, il racconto orale, e lei su questo racconto orale fonda sicuramente le prime capacità di racconto che lei vuole volgere in forma letteraria.